I venti della crisi soffiano anche su alberghi e turismo, prima attività produttiva del Veneto per occupazione, fatturato e indotto. Ne hanno risentito Venezia, le città d'arte e il settore termale, mentre solo la montagna ha registrato nel periodo natalizio il tutto esaurito. Il vicepresidente della giunta regionale Franco Manzato, che ha anche la delega al turismo, propone la convocazione a febbraio degli stati generali per favorire la competitività del turismo veneto e presenta al Consiglio una proposta di riforma della legge quadro, anticipando alcune proposte per il rilancio del settore. Il fondo di rotazione che serve per dare una mano all'impresa e investire nella propria azienda, un fondo di garanzia perché possano invece anche acquistare eventualmente una loro catena alberghiera, comunque andiamo in quella direzione, e poi la grande operazione della promozione. È evidente che dobbiamo fare una politica aggressiva di promozione del turismo veneto. Sulla necessità di una nuova legge concorda il consigliere Gustavo Franchetto di Italia dei Valori, che suggerisce però alcuni aggiustamenti. Il problema è che questa legge, che a mio giudizio è un buon impianto, deve essere però riaggiustata, perché io dico scherzosamente sente troppo il sapore del mare e poco il profumo del lago. Facendo dei calcoli, quelle che pesano veramente e che avranno quindi contributi, avranno attenzioni, si trovano quasi tutte lungo la costiera adriatica.